Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quel che sta succedendo in Veneto. Notizia di servizio, saremo collegati con le nostre redazioni per parlare soprattutto all'inizio, almeno del nostro telegiornale, di quelli che sono stati i festeggiamenti per la vittoria dell'Italia di ieri sera. Città impazzite, le città del Veneto, abbiamo delle immagini anche molto interessanti che vedremo nel corso della nostra informazione. Poi parleremo anche di coronavirus, di emergenza, di tutto quello che sta succedendo, però diciamo un po' il tema di giornata è questo. Cominciamo il giro dei collegamenti con Valentina Visentina, alla quale chiediamo di darci un cenno di conferma che è pronta per il collegamento. Siamo in centro storico a Padova, ci pare di capire a pochi metri dal comune, dal municipio padovano, una Padova che si sveglia dopo una notte di bagordi, ci pare di capire, Valentina. Assolutamente sì, una Padova che ha festeggiato fino a tarda notte la vittoria dell'Italia agli europei, tantissimi caroselli in giro per le strade della città, il cuore della festa ovviamente Prato della Valle e le piazze, ma le auto con i clacson insomma si sono sentiti fino a tarda notte e hanno un po' coinvolto anche tutti i quartieri della città di Padova, quindi insomma una grande festa, migliaia di persone in piazza, tanti con la mascherina, alcuni senza, comunque insomma si è cercato di gestire, di evitare grossi assembramenti e comunque tutto super controllato dagli spiegamenti di forze dell'ordine che era stato messo in campo e deciso venerdì mattina durante la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Quindi una festa sì, ma una festa diciamo che non ha avuto particolari disagi in città, se non appunto il clacson fino a tarda notte dei caroselli. Insomma. Allora, Valentina, noi abbiamo un servizio che sarà pronto fra pochissimo, immaginiamo, per quanto riguarda i festeggiamenti. Perché ci sono delle immagini molto belle. Allora aspettiamo qualche minuto per vedere questo servizio, però... Dici. Ci sono altre notizie sì. di colore abbiamo il gossip oggi. Abbiamo il gossip, abbiamo un fiocco rosa o azzurro, Valentina? Rosa, un fiocco rosa a Padova, un fiocco rosa illustre perché è quello di Belen Rodriguez che ha scelto proprio Padova per dare alla luce la sua secondogenita, la bimba si chiama Luna Marie. È nata durante la partita dell'Italia, quindi insomma doppio festeggiamento per la showgirl Belen Rodriguez e per il compagno Antonino Spinaldese. L'avevamo già detto anche nei giorni scorsi, Belen è in vacanza all'isola di Albarella, provincia di Rovigo, per tutte queste ultime settimane di gravidanza ed era seguita per i monitoraggi dall'azienda ospedaliera di Padova, dalla ginecologia, e qui appunto ha partorito qualcosa. Dalle sue pagine social era già trapelato nel pomeriggio di ieri perché si vedeva una stories in cui lei era in macchina con il compagno e poi insomma stava andando in ospedale dove di lì a poco la bimba sarebbe nata. Bimba e mamma stanno bene, ci sono già ovviamente tutte le foto sui social. Allora Valentina, nel frattempo io chiedo a Fabio Verini in regia di recuperare il servizio breve nata figlia Belen a Padova e quando è pronto lo lanciamo. Nel frattempo ti chiedo se abbiamo altre novità di giornata, perché sappiamo che c'è una firma molto importante a Palazzo Moroni che potremo forse vedere fra poco. Forse riusciamo anche in modo, infatti io sono qui perché devo avvicinarmi in tempo breve a questa firma che è una firma importante per Padova, era la permuta Prandina via Anelli, il prefetto, anzi vedete, guardate anche le macchine dei vigili che stanno passando, quindi tra poco si avvicinerà sia il prefetto, il sindaco e il responsabile del demanio di Stato. Ci sarà questa firma che sancirà di fatto il passaggio dell'area di Vianelli, che è un'area comunale, nelle mani del demanio, e qui sorgerà la nuova questura, mentre dall'altra parte l'area della Prandina, dove sarà l'ex caserma Prandina, che era un'area demaniale, entrerà in possesso del comune di Padova, che dovrà appunto gestire quest'area e si prevede si farà un parcheggio e un parco. Allora, noi vediamo anche alcuni giornalisti sfilare alle tue spalle, quindi vuol dire che è il momento di avvicinarsi. Valentina, noi vediamo il servizio sulla nascita, sul fiocco rosa padovano, e poi ci risentiamo più tardi quando sarete dentro a Palazzo Moroni per farci vedere magari qualche immagine con poco audio, ma quello lo commentiamo noi. Scusa, Palazzo Moroni, sarete dentro Palazzo della Ragione?
Siamo a Palazzo Moroni, sì. Però la firma è poi nel salone di Palazzo della Ragione, che è qui. Ecco, quindi sarà anche un'occasione per vedere una volta di più questa sala magnifica. Allora, noi vediamo il servizio sulla nascita della figlia di Belen. Ringraziamo Valentina Visentin, ci vediamo fra poco. Allora. Una gambina con un piedino avvolto in una scarpina rosa. C'è qualcuno che è nato adesso. Il tenero messaggio della mamma sui social. Belen Rodriguez, mentre l'Italia conquistava la vetta d'Europa, dava alla luce la sua piccola Luna Marie. La bimba è nata all'ospedale di Padova. Belen, dopo il parto, ha subito postato la foto con il dettaglio della neonata e poi un'altra foto di coppia con il compagno Antonino Spinalbese. La coppia, in vacanza all'isola di Albarella in queste ultime settimane di gravidanza, ha deciso di appoggiarsi alla clinica ginecologica dell'azienda ospedaliera di Padova. Per Belen è il secondo figlio dopo Santiago, avuto dall'ex Stefano De Martino, con cui proprio a Padova avrebbe voluto sposarsi nel 2013. Non ci sono solo belle notizie a Padova, abbiamo anche della cronaca già molto grave. Ha deciso di togliersi la vita gettandosi sotto un treno a soli 30 anni. Lo ha fatto a pochi giorni di distanza da un triste anniversario che aveva segnato la sua giovane vita. Dramma domenica alla stazione di Vigonza. La vittima è una donna di 30 anni che il 5 luglio del 2019, a pochi chilometri di distanza proprio dalla stazione di Vigonza, aveva travolto e ucciso un uomo in scooter mentre lei era alla guida della sua auto e poi aveva tentato di scappare a piedi. La ragazza era stata accusata di omicidio stradale aggravato. La vicenda l'aveva provata molto psicologicamente, ma prima di togliersi la vita la trentenne non ha comunque lasciato biglietti. Di questa vicenda saremo poi, speriamo di poter avere qualche informazione, qualche notizia in più nel corso della giornata per potervela fornire nei nostri telegiornali. Altre brutte notizie, dipende poi dal punto di vista, perché questo è un tema molto dibattuto, quello dello sblocco dei licenziamenti, che per alcuni è un grave errore, per altri invece è un modo comunque per ripartire, per dare fluidità al mercato. Sono temi davvero complicati, complessi, che per il momento non possiamo fare altro che raccontarvi e farvi vedere. Poi si capirà più avanti se le scelte saranno state quelle giuste oppure se questa situazione, come altre purtroppo durante l'emergenza coronavirus, sarà stata gestita malamente. Vediamo il primo licenziamento a Padova. La denuncia arriva dalle sigle sindacali di metalmeccanici FIM, FIOM e WILM di Padova e confermano il primo licenziamento tramite lettera di un dipendente di un'azienda della zona industriale di Padova dopo lo sblocco dei licenziamenti a partire dal 30 giugno. L'azienda in questione, secondo i sindacati, è la Riri, una realtà che realizza accessori per la moda, zip, bottoni e altri componenti metallici. A farne le spese un impiegato grafico. Il licenziamento è stato motivato per cancellazione della mansione, ma i sindacati denunciano che sono saltate tutte le intese e non è stato attuato alcun percorso alternativo per cercare di mantenere il posto di lavoro, neppure tramite ammortizzatori sociali o percorsi di riconversione e formazione. FIM, FIOM e WILM Padova si dicono profondamente preoccupati per gli scenari che potrebbero dunque aprirsi a questo punto qualora dovessero verificarsi altri episodi analoghi. Restiamo in tema coronavirus dal punto di vista però sanitario, perché arriva proprio in questo momento un'ANSA, un'agenzia nazionale, che dice che bisogna prepararsi alla terza dose. Questa è la sfida dell'autunno, lo dice Crisanti. Penso, dice Crisanti, che la sfida dell'autunno preveda anche prepararsi alla terza dose, quindi bene fa il governo a prepararsi in anticipo, anche se poi non ve ne dovesse essere bisogno. Così sulla TV nazionale Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di Microbiologia dell'Università di Padova, commentando l'ipotesi di un richiamo per potenziare la risposta al vaccino anti-Covid. Ci sono 3 fattori, dice Crisanti, che possono modificare l'evoluzione dell'epidemia. Il primo è quello che possiamo fare noi, ovvero vaccinarci. Il secondo è la durata della protezione indotta dal vaccino. Il terzo, le varianti. Se la protezione durasse meno di un anno, è chiaro che dobbiamo attrezzarci per la terza dose. Il tema della terza dose è molto dibattuto in questo periodo. Sono tantissime le persone che, andando a fare il richiamo o addirittura la prima dose, sappiamo che sono in corso anche queste inoculazioni, poi vediamo i dati, dovrebbero arrivare a momenti, si sentono dire da chi dà una mano, da chi lavora, magari non dai medici che sono molto attenti, però da chi collabora in zona, tanto ci rivediamo a settembre, un po' come battuta, un po' come annuncio, occhio perché ci tocca fare la terza dose. A questo punto diventerà tema sicuramente di queste settimane estive. Forse avremo una battuta, una dichiarazione su questo argomento anche da Luca Zaia, che abbiamo avvicinato poco fa
a Venezia durante un evento ufficiale. Non ci è ancora arrivata l'intervista, dovrebbe arrivare fra pochi istanti, sentiremo se il governatore ne parla. Detto questo, noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra pochissimo, c'è tanto da vedere. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in onda anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. In Veneto ci sono molte persone che si stanno riprendendo da una serata un po' sopra le righe, la serata di festeggiamenti per la vittoria degli azzurri agli europei. Inghilterra battuta solo ai calci di rigore 1-1 dopo i tempi regolamentari, nessun gol nei supplementari. Wembley però era azzurra ieri sera, gli inglesi, sia la squadra di calcio sia i tifosi, non l'hanno presa benissimo, polemiche sull'uscita anticipata dei tifosi dallo stadio, polemiche sul fatto che la squadra inglese si è tolta la medaglia d'argento pochi istanti dopo che le era stata consegnata e quindi diciamo che questo europeo si è chiuso un po' con qualche nota amara. In Italia invece tanta festa, come aveva annunciato la nostra Valentina Visentini, collegamento da Padova pochi istanti fa. Sono arrivate tantissime immagini, tantissimi video delle celebrazioni, dei festeggiamenti, li vediamo nel servizio che ha confezionato la nostra redazione. Scrive la storia e vince il suo secondo titolo europeo, una vittoria sofferta ed aspettata per anni. Quando Donnarumma a Wembley vola in porta, in tutte le piazze esplode la gioia vera che sa di liberazione e di rinascita. E allora al via il carosello. Si riversa in Prato della Valle, la grande piazza della festa. Sventolano le bandiere tricolore in un tripudio di maglie azzurre. Una festa contagiosa tra cori e olè. In festa anche le autorità cittadine con il sindaco Giordani, da sempre grande appassionato di calcio, che si fa ritrarre con la bandiera italiana. Accessi al Prato della Valle controllati dalle forze dell'ordine che hanno vigilato che la festa non degenerasse, ma il cuore non si ferma e la voglia di cantare e sorridere che ritorna dopo mesi difficili grazie alla forza di un gruppo di calciatori che rimarrà nella nostra storia, ci fa lasciare alle spalle la paura e ci fa tornare a ridere, saltare e finalmente esultare. Decisamente una bella festa e il nostro Francesco Rattai nel servizio ha usato un termine sull'allegria, sulla voglia di fare festa contagiosa. La speranza è che la contagiosità di queste celebrazioni non riguardi anche il Covid, il coronavirus, l'emergenza che stiamo vivendo. Sono in molti proprio in queste ore a dire che quello che è successo ieri sera potrebbe avere ricadute molto importanti sui dati riguardanti l'emergenza coronavirus, perché la campagna vaccinale non è poi così avanti, non è ancora in grado di creare l'immunità di gregge. Ripeto, non sono ancora arrivati i dati delle vaccinazioni, ma da quello che ricordavamo dei giorni scorsi, 1/3 dei veneti è coperto completamente, metà dei veneti ha la prima dose. Sono soprattutto fasce che riguardano non possiamo dire le persone anziane perché si va dai 50 in su, però le fasce più adulte della popolazione, i disabili, le persone fragili, gli anziani, questi sì, coperti in modo importante. Però sappiamo anche, come diceva il governatore Zaia anche nei giorni scorsi
che la partita si gioca sui giovani perché possono contrarre il virus e portarlo in giro da sintomatici, magari non avere alcun sintomo, naturalmente non finire in ospedale, non stare nemmeno male a casa, ma portare il virus a qualcun altro che invece prendendolo potrebbe sì finire in ospedale o avere guai seri. Quindi sono tutti temi, quelli legati ai festeggiamenti di ieri sera, dei quali parleremo sicuramente da qui in avanti e che vedremo poi all'analisi dei fatti solamente fra una decina di giorni, 2 settimane, verso la terza decade di luglio, capiremo se quel che è successo in queste ore ieri sera in quasi tutte le città del Veneto avrà delle ricadute o meno. Ne parliamo di sicuro. Continuiamo però a parlare dei festeggiamenti, delle celebrazioni per la vittoria degli europei. C'è un bel video social che abbiamo ricevuto anche noi e che riguarda l'inno di Mameli cantato dai giocatori della nazionale in aereo durante il ritorno in Italia. Ve lo facciamo vedere. Sasa! 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 No, non pari qua. Fratelli d'Italia, l'Italia se desta nell'eco municipio, se città la testa, dove la vittoria le porca la chioma che schiava di Roma, il Dio l'Agneo. Fratelli d'Italia, l'Italia si destra e nel municipio si cinta la testa, dove è la vittoria le porca la chioma che schiava di Roma, il Dio la creò. Strisciacci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Strisciacci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Abbiamo sentito in tutte le salse negli ultimi tempi l'inno italiano insieme alla bandiera. È una di quelle cose che viene tirato fuori dalla naftalina, soprattutto in occasione delle partite di calcio, delle finali. Sarebbe bello insomma che fosse anche in altre occasioni, anche in altre situazioni, ma questo è un tema nazionale, quindi ne parliamo un'altra volta. Vediamo invece qualche immagine che ci arriva anche da Vicenza. Le vediamo con la regia di Fabio Verin, le vediamo senza audio perché ci sono arrivate poco fa, non sappiamo, non sentiamo che cosa ci possa essere, quindi evitiamo magari l'ingresso di qualche frase, sicuramente non da telegiornale. Poi nel telegiornale di questa sera le vediamo di sicuro nei servizi della nostra redazione vicentina, quindi se Padova si è divertita, Vicenza non è da meno. Vediamo i tifosi, le bandiere, un po' di fumogeni che non possono mai mancare. Tanta gente anche qui a Vicenza, ma era insomma preventivabile visto il successo, visto quello che è successo ieri sera, e sembra di essere tornati indietro al 2006 più o meno. La voglia di far festa è quella, però c'è in più oggi tutto quello che riguarda il Covid, perché naturalmente la voglia di far festa di questa occasione sportiva è gravata da un anno e mezzo di tribolazioni, di fatica, di tanto dolore, quindi è normale che qualcuno abbia voluto ieri sera sfogarsi un po' di più. Ha esultato anche il Presidente della Repubblica Mattarella, che vediamo in questo breve video, che era presente a Wembley e si mette nella scia degli altri presidenti presenti alle partite importanti. La memoria di tutti va a Pertini nella finale con la Germania. Non ci prendono più, insomma Mattarella un po' più posato, però anche lui insomma allo stadio, nel posto giusto.
polemiche anche qui perché diciamo che a Wembley con 60.000 persone presenti non è che ci fossero tante mascherine in giro. Qualcuno dice ma aver messo il Presidente della Repubblica in una situazione di rischio così si poteva evitare. Ovviamente in questo periodo storico qualunque notizia è fonte poi di polemica, però vi lasciamo ascoltare anche l'audio di questo video. Questo era il Presidente della Repubblica Mattarella a Wembley, i tifosi festeggiano, le cariche dello Stato festeggiano, si festeggia anche a Treviso. Abbiamo anche qualche immagine che ci arriva da Treviso perché malgrado i divieti emanati ieri a celebrare in piazza, sentiamo la confusione, il trionfo. Queste immagini che stiamo vedendo arrivano da Treviso, dove c'era il divieto a celebrare in piazza. La città è stata comunque letteralmente invasa da una folla festante, bandiere, cori, clacson, esplosioni di petardi, fumogeni, vediamo, l'hanno fatta da padrone al termine della gara. Il centro si è colorato tantissimo di giovani festanti di tricolore, vediamo anche tante mascherine però. E dopo il rigore parato da Gigio Donnarumma, che ha regalato il successo agli azzurri, migliaia di persone si sono riversate in particolar modo in piazza Duomo, nelle vie circostanti, per una scena che ha ricordato i festeggiamenti come un po' dappertutto per i 2006 ai mondiali in Germania. Sono stati ampiamente disattesi, ci fanno sapere i nostri colleghi delle redazioni trevigiane, le raccomandazioni e i divieti arrivati dalle autorità legati ai problemi connessi con la pandemia, che riguardavano in particolare lo stop ai caroselli delle auto. Stiamo proprio vedendo come sono stati fermati i caroselli delle auto. Sull'invasione della città da parte della folla festante, aveva detto il comandante della polizia locale, deciderà la questura, in ogni caso non è previsto un sistema di barriere fisiche a protezione delle piazze, e così è stato. Torniamo in studio per lanciare la pubblicità, noi torniamo fra pochissimo, ci sono tantissime notizie ancora da vedere, state con noi. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per raccontarvi di quello che succede in Veneto. Abbiamo visto finora festeggiamenti, celebrazioni, tanti video che ci arrivavano da Padova, Treviso, Vicenza. Se avete qualcosa anche voi di molto particolare da farci vedere potete inviarcelo al 340 321 8806 e se avremo tempo li faremo vedere qui in onda. Adesso cambiamo argomento perché abbiamo un contributo straordinario con un'intervista al presidente Luca Zaia, che questa mattina era a Venezia. C'erano i nostri giornalisti, c'erano i nostri operatori. Sentite che cosa ha detto il presidente. Presidente, oggi l'inaugurazione di questa Casa della Pesca, era anni che si stava cercando di arrivare a questa giornata ed è arrivato il taglio del nastro. Beh, direi di sì, anche con un bel risultato, visto il lavoro che è stato fatto, bravi i nostri pescatori, le cooperative, brave anche le istituzioni, insomma è un lavoro di squadra che rende risultato. Qui arriva il pescato della piccola pesca, entra, viene stoccato e c'è anche una parte, diciamo, ai cittadini per la vendita, diciamo, al minuto oppure per la consumazione direttamente in loco. Lei ha voluto dare qui la sua presenza oggi perché lei si è sempre occupato di pesca già dai tempi di quando era ministro. Assolutamente sì, soprattutto sono stato il ministro che si è occupato della piccola pesca, la pesca entro i 3 miglia, la pesca identitaria, della biodiversità, la pesca della tradizione, della storia. Insomma, la pesca deve essere sostenuta fino in fondo, anche l'altra pesca, su questo non ci piove, però ricordiamo che la piccola pesca è tipica dei nostri territori. Ecco, ci sono state varie proteste negli ultimi mesi proprio da parte dei pescatori, l'abbiamo visto, c'è stata una protesta anche in Laguna. Il Veneto come si sta ponendo nei confronti delle direttive dell'Unione Europea? Ma che purtroppo è una madre tiranna. Io l'ho vissuta sempre da ministro dell'agricoltura quando andavo ai consigli dei ministri europei, lì si discute il futuro
di famiglie, di territori, di paesi, di regioni, di nazioni, semplicemente valutando non in maniera seria molti aspetti. Ad esempio, pensate solo, immaginate solo il tema della piccola pesca portato in un tavolo comunitario dove siamo noi gli unici ad avere questa caratteristica della piccola pesca, e molto altro ancora. Penso a tutto quello che sono le quote poi di pesca. I pescatori hanno ragione, noi dobbiamo difendere le nostre marinerie, sono marinerie importanti come quella del Cavallino, insomma, di questi territori, quella di Caorle, di Chioggia. Insomma, noi abbiamo tradizione di pesca e lo abbiamo dimostrato in tutti questi anni. Presidente, oggi ha una giornata importantissima proprio per tutto il Paese dopo la vittoria di ieri sera. Dopo 53 anni, se non sbaglio. È stata una bella vittoria, penso che si siano visti anche i risultati. Bella la festa, però io spero che non abbia esiti sotto il profilo del contagio, perché comunque sono fortemente preoccupato di questo. Abbiamo un sacco di contagi che sono asintomatici, quindi questo è un dato positivo. Non stiamo ricoverando persone vaccinate, però è pur vero che dico ai ragazzi, dico ai giovani, che sono quelli che in questa fase, in questa quarta ondata si infettano di più, dico a loro: attenzione, voi resterete sicuramente nella quasi totalità asintomatici, ma rischiate di essere dei vettori magari per i genitori che sono degli adulti, piuttosto che per i nonni anziani o qualche persona che è su d'età e non può permettersi di prendere questa variante Delta perché magari non è vaccinata. Quindi da un lato l'appello all'attenzione, dall'altro l'appello alla vaccinazione, perché comunque la vaccinazione sta funzionando. Noi continuiamo a vaccinare, se avessimo più vaccini vaccineremmo molto di più. La verità è che anche oggi abbiamo fatto 47.000 dosi nelle ultime 24 ore, potremmo farne almeno 100.000, ma non abbiamo vaccini. Ecco appunto, per quanto riguarda le forniture che dovrebbero arrivare, la situazione qual è? È quella che io denunciavo a gennaio, e quando tutti mi dicevano che facevo polemica per nulla. Adesso si vedono i risultati. Se noi avessimo avuto non quel contratto vergognoso europeo, ma avessimo avuto un po' un approvvigionamento diretto come hanno fatto altri paesi, penso Israele, la Germania, la Gran Bretagna e molti altri paesi, avremmo oggi già vaccinato tutti i nostri cittadini con una vaccinazione e una campagna vaccinale volontaria che langue in questa fase estiva, perché comunque molti che vogliono vaccinarsi dicono: ma tanto mi vaccino in autunno, non ha senso che mi vaccini adesso. Invece voglio ricordare che addirittura ci sono già degli scienziati che su pubblicazioni scientifiche cominciano a dire che probabilmente il vaccino e quindi la risposta anticorpale dura di più di quello che si pensava. Si parla anche di anni, c'è chi ha ipotizzato anche che possa durare anni. Presidente, cambiando argomento, è stata una settimana molto importante per la città di Venezia, che ha ospitato il G20, la sicurezza è stata garantita, non ci sono stati particolari disagi, diciamo che si è chiusa anche bene la giornata di sabato con la protesta di tutti gli attivisti, ed è stata presa anche una decisione importante, quella sulla tassazione delle multinazionali. Partirei dalla risoluzione, no? Ogni summit si deve tradurre in una risoluzione. Allora, tutti i partecipanti del G20, che sono i paesi più rappresentativi al mondo, hanno deciso di tassare le multinazionali, e questo è già un grande passo in avanti. Dall'altro voglio ricordare e fare il mio applauso alla Prefettura di Venezia, alle forze dell'ordine, al Ministero, insomma a tutti quelli che hanno lavorato perché siamo riusciti a gestire un G20 con una città aperta. Sarebbe stato fin troppo logico pensare all'area marciana zona rossa, a fare tutto quello che abbiamo visto in TV per anni. Noi siamo riusciti a gestire un G20 con una città dove i bambini ricorrevano per le calli, per i campielli, a Piazza San Marco, i cittadini andavano a fare la spesa, cioè la vita dei veneziani non è assolutamente cambiata, e questo è merito di una scelta coraggiosa che è stata fatta. La città aveva anche bisogno forse di un evento di questa portata anche per rialzarsi. Diciamo che abbiamo iniziato bene questa renaissance, come si dice, no? In inglese, questo rinascimento. Penso proprio di sì, visto e considerato che siamo partiti con G20 che ha avuto una risonanza internazionale paurosa. Poi anche con questa risoluzione della tassazione multinazionale non ne parliamo. Io ho incontrato i G20 member sabato sera, insomma c'era il rappresentante del governo americano, giapponese, inglese, francese, insomma c'erano tutti, e la stampa locale ha dato risonanza all'evento, direi assolutamente positivo. Presidente, venendo qui ha ribadito più che mai la necessità della Via del Mare. Sì, bravo averlo ricordato, la Via del Mare per noi è strategica, abbiamo già confermato che si andrà avanti
comunque sono una ventina di chilometri strategici, riconosciamo i comuni frontalieri, ma non solo il pedaggiamento gratuito, ma pensiamo di non arrivare solo a Jesolo, dobbiamo fare in modo di servire anche Cavallino, Treporti. Questo è l'obiettivo, riqualificando la viabilità esistente, pensando agli argini, raddoppiando, che so, facendo una complenaria viabilità. Qualcosa faremo, sensi unici, qualcuno propone di fare un piano viabilistico in caso di ingorgo, approfittando anche di altra viabilità. Staremo a vedere, però comunque il progetto va avanti. Presidente, ha parlato di viabilità, a Cavallino si è inaugurata anche nei giorni scorsi un'importante ciclabile. Cavallino ha quasi 60 km di ciclabili, da oggi un gioiello ancora più importante che è quella a sbalzo sulla laguna fronte nord di Venezia. Sì, che oggettivamente è il fiore all'occhiello di quello che sono poi gli investimenti che noi abbiamo fatto in Veneto. Ricordo che abbiamo fatto più di 1500 km di piste ciclabili, quindi faccio i miei complimenti al comune di Cavallino Treporti, al sindaco e all'amministrazione. Dico anche che è un fiore all'occhiello perché comunque è una pista ciclabile, oltretutto molto scenografica. Adesso dobbiamo concluderla in fretta perché poi tutti iniziano il primo tratto e poi il secondo lo fanno in strada, bisogna concluderla in fretta in modo tale da mettere anche in sicurezza i cittadini. Presidente, si torna anche a parlare di zone gialle, feste, festeggiamenti, diciamo così. Quale può essere la strategia del sistema sanitario veneto per contrastare la diffusione del virus? La strategia vera è quella che la responsabilità e il buonsenso deve essere in capo di ognuno di noi. Non possiamo tornare all'origine pensando che il cittadino non deve preoccuparsi perché lo chiudiamo in casa. Io invece sono perché il cittadino esca di casa, faccia la sua vita e deve portare, io sono all'aria aperta in questo momento, ma sono a meno di 1 metro da 5 persone e quindi mi metto la mascherina. E la mascherina la devi utilizzare come l'ombrello, se piove lo apri, se non piove lo chiudi. La mascherina all'aperto la porti se c'è un assembramento, se fai la coda davanti all'ufficio postale, al supermercato, se no te la togli. Ecco, se ieri sera i festeggiamenti degli europei si fossero fatti tutti con le mascherine, oggi saremmo meno preoccupati. Quindi non vuol dire perché sei all'aria aperta non c'è problema, sei all'aria aperta non c'è problema se non c'è assembramento, se non garantisci il distanziamento devi metterti le mascherine. È un po' un invito quello che diceva prima a vaccinarsi, ma magari anche a fare tamponi, chi magari non vuole vaccinarsi. Sì, i tamponi sono gratuiti, esatto. I tamponi presso le strutture pubbliche. E non vuol dire che gli altri si comportano male, perché le farmacie giustamente è giusto che si paghi se va in farmacia o in qualche laboratorio privato, ma noi abbiamo fatto questa scelta estiva di garantirli a tutti senza ricetta medica, quindi chiunque se ha un dubbio, ha un'attività, ha un evento può andare a farsi il tampone, più di così noi non sappiamo cosa fare. Ovviamente chiedo a tutti di segnalare la propria positività, perché abbiamo avuto un caso dei ragazzi che hanno fatto la festa a Jesolo, poi era il Monaco di Treviso. Il caso indice probabilmente l'abbiamo trovato un ragazzo che è rientrato il 3 luglio dalla Gran Bretagna, dall'Inghilterra, scusate, e si è autodiagnosticato il Covid con un test fai da te, ma non ha segnalato. Si è messo in isolamento ma non ha segnalato, questo è quello che mi dicono i nostri da prevenzione, e quindi ha lasciato giorni a disposizione del virus che ha continuato a viaggiare ad essere veicolato tra gli amici. Per noi la variante Delta. Per noi oggi è variante Delta, per noi diventerà endemica come l'inglese, come la brasiliana, la nigeriana, ormai le abbiamo provate tutte le varianti, ce ne saranno ancora. È più aggressiva perché a bassa carica virale riesce a infettare comunque bene e per noi oggi è ancora una variante che dà asintomatici. Ovvio che la vaccinazione ha cambiato il corso della storia. Se questa variante fosse arrivata la scorsa estate sarebbe stata una tragedia. Grazie. Abbiamo sentito le dichiarazioni del presidente Zaia, anche lui ha espresso qualche perplessità augurandosi che i festeggiamenti e le celebrazioni sacrosanti, perché c'era tanta voglia ed era giusto fare festa, ma forse si poteva fare con un po' più di attenzione, secondo molte persone, secondo le autorità, secondo anche molti messaggi di quelli che ci state inviando. Zaia ha detto speriamo di non doverla pagare cara. Vedremo che cosa succederà, come sempre ve lo racconteremo noi di Rete Veneta. Adesso facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra pochissimo.
Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in onda anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. E in Veneto succede che a Padova, in una delle sale più belle del mondo, c'è una firma per un accordo importantissimo. Ce la racconta rapidamente, perché sappiamo che sta iniziando proprio la stipula di questo accordo, Valentina Visentin. Sì, scusate anche per la voce bassa, ma ovviamente non posso urlare qui all'interno. Siamo all'interno di Palazzo della Ragione, lo vedete alle mie spalle il tavolo rosso, dove fra poco verrà siglata questa firma storica per la città, la permuta dell'area di via Anelli, dove sorgeva il complesso Serenissima, conosciuto anche in tutto il mondo per le note vicende del 2006-2007, quando l'ex sindaco Zanonato fece costruire il famoso muro antispaccio. Quindi la permuta dell'area di via Anelli con la caserma, l'ex area della caserma Prandina. Cosa succede? Di fatto l'area di via Anelli, che è comunale, verrà consegnata al demanio e che avvierà l'iter per realizzare la nuova questura. I tempi pronosticati appena adesso dal questore parlano di circa 7 anni per vedere realizzata la nuova questura in quest'area strappata completamente dal degrado, mentre l'area demaniale dell'ex caserma Prandina, quindi a ridosso delle mura storiche, vicino a Corso Milano, verrà consegnata al comune, che vedrà finalmente di realizzare un progetto di riqualifica dell'area che prevede sicuramente una parte di parcheggio, fortemente richiesto anche dalle attività economiche della città, ma anche un parco che continua con il parco cavalleggeri, che quindi costeggerà le mura storiche della città. Quindi c'è un progetto da disegnare sulla caserma Prandina che vedrà sicuramente accendere il dibattito nei prossimi mesi in città, ma intanto oggi è una giornata storica perché avviene questa firma per cui si lavora da tantissimo tempo, e che ancora pochi minuti stiamo attendendo il sindaco Giordani, ma insomma ancora manca veramente poco e poi ci sarà questa firma davvero importante che ridisegna la città di Padova. Valentina, noi ti ringraziamo intanto per questo collegamento anche da un luogo veramente magnifico. Se ci saranno novità da Padova, non esitare a contattarci, le daremo in diretta. Siamo in diretta fino alle 13:30. Grazie, buon lavoro. Assolutamente sì, buon lavoro. Torniamo in studio, abbiamo visto la nostra Valentina Visentin, redazione padovana, sta aspettando la firma di questa stipula davvero storica per Padova. Padova cambierà volto ovviamente, perché abbiamo sentito ci vorranno anni probabilmente, dopo con tutti i problemi, le cose che possono succedere. Prevediamo magari entro il 2030 di vedere finito tutto ciò, però Padova si avvia ad avere un nuovo volto e questo è molto importante. Notizia di servizio: domani ci sarà il punto stampa di Luca Zaia, quindi vi aspettiamo qui con il Focus TG, con il collegamento dalla sede della Protezione Civile di Marghera alle 12:30. Se Zaia fa il punto stampa vuol dire che ci sono notizie importanti, anche un po' il timore per quello che sta succedendo in queste ore. Avete sentito il Presidente, se non preoccupato, però comunque le varianti sono nel mirino della sanità regionale, ci sono molti temi di cui discutere, li vedremo domani con Luca Zaia. Ancora cronaca, perché ci arriva un'ANSA a Venezia, poco fa è stato trovato un cadavere che galleggiava in acqua, è stato ritrovato in un rio vicino a Campo San Polo. Il cadavere non è ancora stato identificato, almeno nel momento in cui è stata diffusa la nota di agenzia. Si tratta di un uomo di mezza età che indossava un costume da bagno. Sono intervenuti i sanitari, gli agenti delle volanti lagunari. Il corpo non presenta segni di violenza. Sarà disposta naturalmente l'autopsia per comprendere le cause del decesso. Non si esclude però, ovviamente in questo momento è tutto prematuro, che possano essere legate le cause del decesso ai festeggiamenti per la vittoria italiana agli europei di calcio. Questo è quello che ci dice l'ANSA in questo momento. Abbiamo ancora cronaca, ma cronaca un po' diversa da quella di cui abbiamo parlato finora, perché abbiamo un contributo che ci arriva dalla nostra redazione di Bassano del Grappa, perché ci hanno segnalato questa mattina colonne veramente inaudite sulla statale Valsugana. Per noi è sul posto Vanessa Banzato.
Buongiorno a te, a tutti, a tutte le nostre telespettatrici e ai nostri telespettatori. Ci troviamo lungo la statale Valsugana. Come vedete una situazione terribile, camion e auto praticamente fermi, una situazione che si sta protraendo da ore causa lavori in corso. Sì, perché non soltanto lungo la Valsugana l'ANAS sta realizzando delle opere di sistemazione di quella che nel nostro territorio è forse la più importante arteria stradale che porta verso il Trentino, ma per chi volesse evitare questo traffico, questo blocco del flusso veicolare e pensasse di prendere le strade interne, la provinciale Campesana, si trova un'altra brutta sorpresa, perché proprio anche la Campesana è bloccata, chiusa fino a Valstagna per lavori in corso. Stanno realizzando una strada provinciale, quindi la provincia ha avviato una serie di lavori, si protrarranno i lavori lungo la provinciale Campesana per tutta la giornata fino alle 6 di sera, poi sarà riaperta, però intanto questa è la situazione. L'unica strada percorribile verso nord resta la statale Valsugana. Al momento la situazione è questa, una situazione davvero pesante per chi si è messo al volante, per chi deve raggiungere non soltanto località turistiche, ma soprattutto per chi deve andare a lavorare. Abbiamo sentito tra l'altro fuori dal microfono una donna che gestisce un locale, ha detto da Pove a qua, ovvero a località appunto della Campesana, lungo la strada Campesana, da Pove a qua ci ha impiegato la mia dipendente 40 minuti, una cosa che normalmente in 5 minuti, un tratto che in 5 minuti si percorre, quindi disagi pesantissimi soprattutto per chi deve recarsi al lavoro. Adesso vedremo, pare che anche in questa occasione in giornata lungo la statale Valsugana ANAS riesca a portare a termine le opere. Vedremo durante la giornata come procedono i lavori. Intanto Ferdinando, ti ricedo la linea. Allora, questa era la situazione sulla statale trafficatissima, ne parliamo questa sera nel TG, però sono davvero tante le segnalazioni che ci arrivano riguardanti questo problema, perché moltissime persone si sono trovate invischiate in questa infinita colonna di auto e camion. Noi andiamo avanti con la nostra informazione, vedremo poi se arriveranno altre notizie da problemi di viabilità e apriamo la pagina dei dati. La vediamo con la regia di Fabio Verin. Questa è la campagna vaccinale in Veneto. Ieri era domenica, questi sono gli ultimi dati aggiornati ufficiali, riguardano appunto domenica. Ieri sono state somministrate 34.239 dosi ed è un bel numero per essere una giornata di festa, soprattutto sappiamo con tutte le conseguenze che questo comporta. Il totale delle dosi somministrate dall'inizio della campagna è di 4.652.820. Le prime dosi sono state solo 3.426 perché ormai in questo momento la campagna si concentra soprattutto sulle seconde dosi, sul completamento dei cicli che è fondamentale. Totale prime dosi 2.600.000 e rotti. Cicli completati 30.000 nella sola giornata di ieri per un totale di quasi 2 milioni. Dosi somministrate, 90% di quelle fornite. Quindi il Veneto ha un po' di magazzino, ha un po' di spazio di manovra, ma nemmeno tantissimo. Questo grafico lo vediamo poi. Popolazione residente con almeno una dose 57,8%, popolazione residente con il ciclo completo 39,9%. Quindi i dati che abbiamo dato prima a naso sono ampiamente superati, siamo quasi al 60% delle prime dosi, siamo quasi al 40% per quanto riguarda il ciclo completo. Vediamo le fasce di età, il tipo di somministrazione, vediamo che ormai dai 50 in su comincia a essere interessante la faccenda per quanto riguarda la prima dose, perché siamo del 72% in su con un 96,5% per gli over 80, si muove qualcosa anche sulle fasce più giovani della popolazione, soprattutto 20-29 siamo al 42,6%. Questa invece è la tabella che riguarda il ciclo completo, molto indietro i giovanissimi, indietro i 20-29, si comincia a ragionare dai
dai 60 in su con 61,9%, fascia di settantenni quasi coperta, ottantenni molto ben coperta, totale 44,3. Categorie, sappiamo che ci sono delle categorie che rischiano di avere problemi grossi in caso di coronavirus. Queste categorie sono nel mirino della sanità veneta, con i disabili vulnerabili. Vedete, questi sono i dati abbastanza ben coperti, 74,3-75,3% per quanto riguarda il ciclo completo. Questi sono i dati di questa settimana. È stata una settimana effettivamente un po' a rilento, perché per un mese circa abbiamo superato ampiamente le 300.000 inoculazioni alla settimana, e la settimana scorsa, quella fra il 5 e domenica ieri, non è arrivata a 300.000, è arrivata a 283.000. Questo è un dato che fa pensare che insomma bisogna ricominciare a correre un po' di più. Questi sono i dati delle ULSS del Veneto, nessuno è ancora arrivato al 1 milione di inoculazioni. Padova si sta avvicinando molto rapidamente, è presumibile che in una decina di giorni, una settimana o poco più, si arrivi al 1 milione di inoculazioni. Comunque anche la Marca Trevigiana con 821.000 sta andando decisamente bene, la Scalizia era 823.000, la provincia di Venezia con le 2 ULSS sommate fanno anche qui 830.000, quindi la campagna vaccinale in Veneto corre e dovrà correre ancora di più per inseguire quelli che sono gli esiti di questa emergenza. Usciamo da questa grafica e siamo pronti a entrare in un'altra tabella, che è quella che è sempre molto interessante, quella dei casi. La vediamo assieme, c'è appena arrivata, è targata ore 8 di questa mattina, ma la vediamo per la prima volta assieme. Allora, crescono i numeri, siamo saliti sopra quota 5.000, questo non è un buonissimo segno, sono meno i casi positivi riscontrati, sono solo 76, però sappiamo ormai per esperienza, perché le vediamo tutti i giorni queste tabelle, che di domenica non arrivano proprio tutti i dati completi, non si riesce a fare un tracciamento fortissimo. Comunque il fatto che si sia saliti sopra quota 5.000, che non toccavamo da qualche giorno, da più di una settimana, a parte di ricordare, non è una bellissima prospettiva. Sono 426.000 le persone risultate positive dall'inizio dell'emergenza, sono 409.000 quelle che si sono negativizzate, sono purtroppo 11.622 le persone che hanno perso la vita dall'inizio dell'emergenza. Scendiamo nella seconda parte di questa tabella, che è altrettanto importante, ci fa capire la situazione della sanità. Allora, 228 le persone ricoverate in area non critica, di cui 190 negativizzate, 38 positive. Situazione comunque buona, perché vuol dire che la sanità può respirare. 15 persone ricoverate in terapia intensiva, di cui 8 negativizzate, 7 positive. Questo ci sembra a naso invece un dato un po' in crescita. Vediamo le differenze. Allora, -1, no, effettivamente ci siamo più o meno come i giorni scorsi. Naturalmente non è -1, è un bilancio negativo di un'unità in questa tabella. Scendiamo a vedere i decessi. Purtroppo siamo tornati a contare qualche decesso, finché non vedremo lo zero. Per tanti giorni di fila non potremo dirci fuori dall'emergenza. Ce ne sono stati 2 nella giornata di ieri. Questa era la tabella dei contagi, la tabella della sanità. Corre la situazione della campagna vaccinale. Non corre, perché non possiamo dire che questa sia l'evidenza, però dà da pensare un po' quella dell'emergenza, e vedremo poi che cosa succederà nei prossimi giorni. Adesso noi vediamo invece un po' di pubblicità, però state con noi, perché come sempre la nostra informazione arriva fino alle 13:30. Torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in onda anche oggi fino alle 13:30 per informarvi di quello che succede in Veneto. Allora, arriva una nota di agenzia appena giunta in redazione, che ci dice questo: l'incidenza delle infezioni da coronavirus è aumentata in 19 regioni, e di queste in 8 l'incremento settimanale è stato di oltre il 50%. È la mappa che emerge dai valori riportati dal sito Covid Trends, che da mesi segue
segue l'andamento dell'epidemia Covid-19 in Italia. Emerge una mappa dell'Italia in bianco nella quale la situazione è molto diversificata. Secondo i dati aggiornati a ieri, nell'ultima settimana è stato il Molise a registrare l'incremento maggiore con il 257%, la Sardegna 146% e, dice questo sito, il Veneto più 123%. Non riusciamo in questo momento a verificare questo dato, ce lo dà l'ANSA, ce lo dà un'agenzia stampa nazionale che si basa su questi dati che arrivano da questo sito che segue le tendenze. Seguono a distanza con valori superiori al 50%, Lazio più 84%, Liguria 71%, Emilia Romagna, Toscana e Campania più 56%. Altre 7 regioni hanno registrato un incremento compreso fra il 20 e il 50%, sono Provincia Autonoma di Bolzano, Lombardia, Calabria, Sicilia, Marche, Umbria, Piemonte. L'incidenza nella scorsa settimana è stata inferiore al 20% in Friuli Venezia Giulia, Puglia, Abruzzo, Basilicata. La Provincia Autonoma di Trento e Valle d'Aosta che registrano addirittura incrementi negativi, meno 24, meno 46%. Questo più 123 del Veneto. Capiremo nelle prossime ore a che cosa è dovuto, capiremo se stiamo andando incontro a una recrudescenza del virus oppure se è solo una fase. Naturalmente l'attenzione deve essere massima, lo ricordano le autorità. Mascherine, anche se all'aperto non sono più obbligatorie, mascherine dove bisogna usarle, al chiuso, in caso di assembramenti, igienizzazione delle mani, attenzione al distanziamento sociale, comunque serve attenzione, non abbassiamo la guardia, dicono tutti quanti, vedremo se succederà o meno. Allora, capitale Venezia, capitale della sostenibilità, parte il progetto, ieri la firma Ecoservizio. Un ampio accordo tra enti ed istituzioni a più livelli per salvare e rilanciare il patrimonio artistico, il sistema socio-economico e residenziale e l'ecosistema lagunare di Venezia. È il progetto Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, che è partito ufficialmente con la firma dell'atto costitutivo della Fondazione nella sala del Consiglio della città metropolitana a Cacorner. Venezia non è un museo, non è solo eredità, non può essere un museo, non può essere solo heritage. E vedrete quello che succederà nei prossimi giorni, ma non vi annuncio nulla. Deve essere salvaguardia, economia, sviluppo, futuro. Tra gli obiettivi del progetto un piano di residenzialità e di fiscalità agevolata, il rilancio di Marghera come polo per la produzione di energie alternative, la riqualificazione urbana e la gestione dei flussi turistici di Venezia. Vorrei risottolineare che questo modello prevede investimenti per 4-5 miliardi. Un PIL da 10-12 miliardi di euro, 20.000 posti di lavoro e 12.000 abitanti in più, in una città che comunque si spopola. Però questo resta un modello da replicare a livello internazionale. Quindi da un lato i finanziamenti del Recovery Plan, assolutamente sì, ma dall'altro anche questa investitura, o meglio questa candidatura che noi portiamo avanti per essere osservatorio internazionale. Io spero che tutte le istituzioni a livello internazionale guardino con attenzione quello che andremo a fare. Abbiamo in mente di lavorare per la ristrutturazione di tutte le case dell'Ater, quelle del comune le abbiamo ristrutturate e abbiamo chiesto di avere un finanziamento speciale, un rifinanziamento della legge speciale. C'è sempre stato, ci è stato tolto negli ultimi 15 anni, chiediamo venga ripristinato, chiediamo, e qui c'è il governo che ci sta aiutando in questo, ci aspettiamo provvedimenti che chiediamo da anni, devo dire che il cambio di passo è evidente. Sono previste anche l'apertura e il potenziamento di sedi di fondazioni e centri di ricerca su temi della sostenibilità, nonché la promozione di Venezia come città campus internazionale. Credo che qualsiasi iniziativa come quella di cui oggi state parlando, che viene avviata oggi, sia un'ottima cosa in generale, ma sia ancora meglio che questa iniziativa nasca in questa città, insomma, in questa splendida città. Andiamo nella Marca, dove proprio a Treviso c'è stata un'aggressione nel parcheggio di una pizzeria. Stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza gli investigatori che stanno ricostruendo l'aggressione avvenuta nel piazzale della pizzeria da Pino a Treviso. A chiamare la polizia sono stati alcuni clienti che hanno assistito alla scena. Tutto è nato per futili motivi. Alcuni bambini assieme alla famiglia, sembra di origine kosovara,
stavano facendosi delle foto accanto ad una moto parcheggiata. I piccoli però erano stati anche messi sopra la sella delle due ruote. Quando è arrivato il motociclista ha chiesto di far scendere i ragazzini per motivi di sicurezza, la moto sarebbe potuta cadere. Da qui è nata la discussione, terminata in una lite. Una reazione violenta da parte dei componenti della famiglia. Il padre dei bambini, di tutta risposta, ha sferrato un pugno al proprietario della moto ed un morso. Non solo, ma è stata picchiata anche la donna che si trovava con lui. La famiglia poi senza nessun problema si è allontanata dal luogo dell'aggressione, mentre pochi istanti dopo è arrivata una volante della polizia allertata da alcuni passanti. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini del SUEME che hanno soccorso e medicato le vittime. Ed ora sono scattati gli accertamenti e le indagini. Intanto gli investigatori stanno identificando gli aggressori. Poi dovranno ricostruire la dinamica di questa aggressione avvenuta, secondo quanto ha riportato la vittima, davvero per futili motivi. Restiamo in zona, ma cambiamo decisamente argomento. Ci sono problemi con i medici di base perché non se ne trovano. Circa 100.000 trevigiani dovranno trovarsi un nuovo medico di famiglia in corso d'anno. Molti professionisti sono andati in pensione e non si trovano sostituti. L'allarme lo lancia anche il sindacato dei pensionati della CGIL di Treviso. Nel 2011 avevamo 696 medici di medicina generale con 880.000 assistiti. Nel 2019 abbiamo perso il 25% di medici, perché ne abbiamo 523, con 770.000 assistiti. Circa un professionista su 7 dei 540 che operano nella Marca verrà a mancare, un problema che in città sopportiamo da tempo, afferma il consigliere comunale Fabio Pezzato. Cittadini e medici meritano più attenzioni. Di fronte ad una prospettiva di medici che giustamente sono andati in pensione, ma chi deve fare la programmazione non sa che tra 5 anni, tra 10 anni si trova un deficit di X medici di base. Io penso che appunto qualcosa deve necessariamente cambiare. La USLA dice che aspetta dalla Regione, la Regione dallo Stato e lo Stato da chi va. Programmazione non solo per la SPI-CGIL che vorrebbe aprire un confronto diretto con la Regione. Nell'immediato si possono trovare subito delle soluzioni. Assunzioni dirette da parte dell'UIS o con bandi di concorso ad hoc vengano, come posso dire, chiamati in provincia di Treviso in tutti i 94 comuni, perché ne mancano circa 80. Fra Treviso e Jesolo preoccupano focolai e casi di contagio scoppiati soprattutto fra giovani dopo delle feste private. Sono saliti a 75 ragazzi in quarantena dopo i casi di coronavirus scoppiati a seguito di 2 feste private che si sono tenute a Jesolo e Treviso nei giorni scorsi. 16 le positività confermate, altri 8 sono risultati positivi a un primo test antigenico ed ora sono in attesa del tampone molecolare. Tutti giovani e giovanissimi ora sono costantemente monitorati dall'ULS 2. Gli altri 75 li abbiamo messi in quarantena. È chiaro che se dovremo, dopo il sequenziamento fatto dall'Istituto Zooprofilattico, trovare che questi sono ovviamente portatori della variante Delta, dovremo fare immediatamente il tampone a tutti i 75 e poi tenerli ovviamente in quarantena oltre i 14 giorni. Un'indagine minuziosa per identificare e isolare il prima possibile i vettori. Abbiamo rintracciato tutti i possibili contatti, stiamo esplorando anche i contatti un po' più allargati che credo tra domani e lunedì dovremmo fare forse un'altra ventina di persone e poi dovremmo aver chiuso il cerchio. L'appello per questa sera con la finale degli europei ma anche per i prossimi giorni di incontri e vacanze da parte del direttore generale è sempre lo stesso. La raccomandazione che faccio ai giovani e continuo a farla, ribadirla, è attenzione, siete in un luogo chiuso, usate le mascherine oppure state distanti almeno 1 metro, evitate di abbracciarvi perché tra voi potrebbe esserci un positivo asintomatico, il quale dopo passa il virus agli altri, anche perché è dimostrato ormai purtroppo i giovani sono quelli più colpiti, dai 12 ai 20 anni, 22 anni, hanno una numerosità elevatissima. Questa è legata al fatto che purtroppo il numero di vaccinati tra questi è bassissimo. Vediamo ora una corsa in rosa. Come la mettiamo adesso che con la nuova legge Zan non esistono più uomini e donne, il gender è una cosa fluida?
noi saremo sempre e comunque organizzatori della Festa delle Donne. Treviso in Rosa è Festa delle Donne e abbiamo avuto anche questa mattina un esempio di quanta gioia e energia hanno le ragazze quando si trovano insieme e concorrono a un qualcosa che le riguarda. Siamo lunghi c'è una giornata stupenda, si mangia l'aria. Nell'ultimo sono le immagini della grande energia che ha coinvolto tutti, i fotografi compresi. Una grande festa, tutta al femminile, in presenza nella sua 7ª edizione. Prima corsa 1650. E dopo un po' di anni? Siamo passati a 11.000, a 16.000, l'ultimo anno 19.000, robe... È una crescita esponenziale. Quest'anno invece siamo a 1.500, giustamente, per tenere qui i contagi e per seguire tutte le normative del Covid. Nell'entusiasmo comunque unica la motivazione che le ha portate in piazzale Burchiellati. Ma non era meglio starsene a casa a letto visto che è domenica? Assolutamente no. È molto meglio qua insieme a tutte queste belle donne. Ma chi te lo fa fare venire qua alle 8:30 del mattino di domenica? Per tutte queste donne che combattono ogni giorno la propria vita. Perché le donne noi donne dobbiamo combattere e siamo qua combattenti per tutte quelle donne che stanno portando avanti la loro battaglia. Un abbinamento tra la Lilt e Treviso in Rosa che ha portato a degli atti concreti. Assolutamente sì. Corretti stili di vita e attività fisica sono i pilastri della prevenzione. I risultati concreti della penultima corsa sono stati proprio l'acquisto di questo pulmino per il trasporto del malato oncologico e le terapie. Obiettivo 2021 per la Lilt con i fondi raccolti da questa corsa? Una parte del ricavato verrà destinato al sostegno psicologico del malato oncologico per un anno. Consideri che negli ultimi 3 anni abbiamo seguito con le nostre psicologhe 1800 segnalazioni. 2 gli scaglioni di partenza per mantenere l'entusiasmo evitando assembramenti. Percorso interno Mura ma anche Piazza dei Signori, Duomo e finale dal bastione San Marco a Piazzale Burchiellati. Un vero e proprio fiume rosa tra archi e palazzi che risaltava tra il verde delle mura. Nessuna vincitrice, ma solo la soddisfazione di esserci. Lei è la prima arrivata? Sì. Ma è vero che vuol fare anche un altro giro? Sì, vogliamo fare anche un altro giro. Ma chi glielo fa fare domenica mattina a fare tutta sta fatica? Passione, amicizia, tanta passione. Cambiamo ancora argomento, cambiamo anche zona, andiamo sull'altopiano dei 7 comuni, andiamo sull'Ortigara dove ieri si è svolto il tradizionale pellegrinaggio degli alpini alla colonna Mozza. Vediamo qualche immagine che ci arriva. Queste erano le immagini che ci arrivavano dall'Ortigara. Si è svolto, anche se in forma ridotta, il tradizionale, dicevamo, pellegrinaggio degli alpini, il calvario degli alpini per non dimenticare proprio, sono le parole più giuste in questo caso nel servizio, nel TG Bassano di questa sera, un ampio servizio dedicato a questa celebrazione che ieri ha portato, nonostante le raccomandazioni dell'ANA, l'Associazione Nazionale degli Alpini, a non arrivare a Bassano, ad Asiago, a non partecipare, c'erano tantissime persone. Comunque gli alpini giustamente non possono fare a meno di, visto lo spirito di corpo anche, di salire sull'Ortigara nella seconda domenica di luglio per questa importantissima manifestazione. Ormai insomma fa parte della storia non solo del Veneto, la storia del nostro paese.
Cambiamo ancora una volta zona, torniamo nel Padovano perché c'è stato aperto uno sportello psicologico di ascolto per i medici. Vediamo. Da 18 mesi sono in prima linea nella lotta alla pandemia, un carico di lavoro che ha messo sotto pressione gli ospedali che non hanno mai sospeso le altre attività essenziali come l'oncologia, la chirurgia d'urgenza e tante altre specialità. I medici in queste settimane sono nuovamente sotto stress perché mentre le strutture ospedaliere si iniziano a svuotare di pazienti Covid, tornano ad aumentare gli accessi in pronto soccorso. Chiaramente la difficoltà di lavorare in un ambiente difficile, in un ambiente pericoloso, ha portato i medici ad avere grandi momenti di depressione, grandi momenti di pressione, oltre alla fatica fisica, soprattutto la necessità di mantenere la concentrazione mentale. Questo ha provocato in molti colleghi, in molti di noi, ma posso dire anche per quanto mi riguarda, delle difficoltà. La vita stravolta professionalmente ma anche sul fronte degli orari e sul piano familiare, l'incubo di portare il virus a casa e contagiare i parenti, la paura ma allo stesso tempo il ruolo fondamentale di curare e infondere speranza ai malati. Per tanti medici un carico di stress enorme, per questo l'Ordine dei Medici di Padova ha preso una decisione importante. Per cui abbiamo pensato di avere uno sportello psicologico a disposizione dei colleghi e delle colleghe in difficoltà, in modo da ricentrare la visione di sé, ecco, che, ripeto, non è una malattia, cioè quello non è uno sportello per alterazioni mentali, è proprio perché è stato un periodo di grossi conflitti interiori, di grossi contrasti tra quello che dovevi fare e la tua collocazione nel mondo, anche la perdita dei ritmi della vita per questi turni continui. Lo sportello sarà un punto di ascolto per i medici che di fatto stanno ancora combattendo una battaglia ancora non vinta contro il virus. Restiamo a Padova, sono partiti i saldi ma pare che non siano partiti benissimo. Una partenza deludente, o meglio una partenza con il freno a mano tirato. I saldi estivi al momento non stanno esprimendo al meglio l'effetto sperato sul commercio. Pochi acquisti, affluenza ridotta nei negozi e incassi inferiori rispetto non solo al 2019 ma anche al 2020. Sullo sfondo l'incertezza e la crisi provocata dalla pandemia. L'economia ha sofferto in maniera importante, pensiamo alla cassa integrazione, pensiamo a chi ha perso magari lavoro, chi ha avuto minori ricavi, imprese che soffrono, per cui indubbiamente c'è stato un problema di partenza. I segnali di ripresa però ci sono, secondo uno studio di Confesercenti Veneto Centrale. A Padova il 74% ha dichiarato di voler acquistare in saldo e si stima un volume di affari attorno ai 42 milioni di euro. Un trend simile anche ad altre province come Treviso, dove si stima che la spesa media per famiglia durante i saldi sia di 150 euro. Quindi la speranza è che questa debole partenza possa essere superata con uno sprint finale e questo per le associazioni di categoria conferma la necessità di posticipare la data di partenza delle svendite, proprio come era successo nel 2020 quando i saldi iniziarono ad agosto. Bisognerebbe rivedere, come è stato fatto lo scorso anno d'altronde, il momento di partenza dei saldi, perché i saldi sono le vendite di fine stagione e l'appeal dei saldi è proprio lì, nella parola saldo. Poi se facciamo delle cose diverse chiamiamole in maniera diversa. L'invito che io ho sempre fatto e faccio ormai da anni, collochiamo i saldi a fine agosto per quanto riguarda i saldi estivi e a fine gennaio per quanto riguarda i saldi invernali. Cambiamo redazione, andiamo a Vicenza, il tema è più o meno lo stesso, si parla di economia, in questo caso si parla di tasse e tributi. Cari sindaci, quest'anno le nostre imprese sono state chiuse per parecchio tempo e non hanno prodotto rifiuti. È proprio per questo che la tassa dei rifiuti deve essere rivista. Cari sindaci, Confartigianato prende carta e penna e scrive ai primi cittadini del Vicentino. La ripresa economica è una scalata che dipende anche da piccoli particolari che, però, fanno la differenza. Per salire in quota bisogna essere leggeri,
eliminando ogni peso superfluo, a cominciare dalla Tari, che va tagliata perché le aziende chiuse durante l'epidemia non hanno prodotto rifiuti. In questo periodo sappiamo che le amministrazioni stanno valutando l'aliquota da applicare sulla tassa di rifiuti e per questo, avendo le aziende che non hanno prodotto rifiuti, vogliamo sollecitare le amministrazioni a prendere in considerazione quelle che sono le aliquote da applicare. Capite bene che 2 mesi di non produzione vuol dire non aver prodotto una quantità enorme di rifiuti e pagare la stessa cifra degli anni precedenti è un danno troppo elevato che deve subire le imprese. Tagliare la Tari per non danneggiare le imprese che dopo le chiusure devono provare a ripartire. Il Comune di Vicenza, prima ancora di ricevere la lettera di Confartigianato, si era già attivato dimostrando che si può fare. Sì, fa piacere la lettera di Confartigianato. Dobbiamo dire che noi a Vicenza siamo stati un comune veramente virtuoso perché fin dal bilancio provvisionale di marzo avevamo già attivato una riduzione della tariffa rifiuti nella quota del 25%. Adesso con l'aiuto dello Stato l'abbiamo esteso al 57%, quindi penso che Confartigianato deve essere contenta del comune di Vicenza. Apprezziamo che parecchi comuni, col comune di Vicenza in testa, hanno agevolato le imprese abbassando le aliquote per quanto riguarda la tassa sui rifiuti. Per i comuni che non si sono ancora attivati attendiamo che ci venga comunicato le aliquote che pensano di applicare per poi discuterle assieme per tentare di agevolare le nostre imprese. A Padova abbiamo visto i saldi non sono partiti con lo spolvero che tutti speravano e a Vicenza la situazione non è poi così diversa. Credo un po' a rilento, sinceramente, credo che tanta gente sia già andata via, sì. Credo che a diversità degli altri anni chi ha potuto abbia investito più in vacanze, mini weekend. Saldi a rilento dopo un avvio promettente. I vicentini nel fine settimana allo struscio, allo shopping preferiscono investire nel relax di un fine settimana fuori porto o addirittura in mini vacanze. E così i negozi rimangono con la merce negli scaffali o sugli appendini. Tutti i ritagli ancora ci sono. E quindi la gente però fa fatica. Sì, non entrano tanto e pochi gente in giro. La scritta saldi campeggia sulle vetrine, ma rispetto agli altri anni non basta ad attirare la gente. Come sta andando questa prima settimana di saldi? Sta andando, potrebbe andare meglio. Gli anni scorsi c'è stata più vendita, però piano piano vedo che qualcosa anche riusciamo a fare, nonostante la situazione. Che i saldi non dovessero risollevare le sorti di un settore che fa fatica ad agganciare la ripresa era già nell'aria, ma di certo non ci si aspettava un tale rallentamento. Quando sono iniziati i saldi, le genti aspettano saldi, però quando abbiamo fatto saldi aspettano più saldi. È poco per arrivare a livello quello di 3 anni fa. Quindi, insomma, è una ripresa difficile. Sì, molto difficile. Fuori microfono alcuni commercianti ci raccontano che la gente, forse segnata dalle restrizioni per la pandemia, oggi investe più in cene, in ristoranti o aperitivi al bar piuttosto che in abbigliamento. Il rischio nell'aria è che tanti negozi chiudono, alcuni hanno già ristretto i locali e ci sono commesse che a tutt'oggi non hanno visto rinnovato il contratto. Non manca però qualche nota positiva. Il tempo è propizio. E insomma cerchiamo di ribassare ancora ulteriormente prossimamente anche i prezzi per invogliare le persone. Quindi tutto sommato avete cominciato il 3 di luglio è meglio che non a fine mese? Sì, assolutamente, è meglio subito prima che le persone vadano in ferie, così invogliano a comprare. Mentre i genitori decidono se e come spendere i propri soldi con i saldi, con l'online, i piccoli negozi di quartiere, bambini e adolescenti possono partecipare ai centri estivi. Facciamo attività varie, fanno sport, fanno laboratori di arte, laboratori di musica, giochi tutti insieme come si vede ora, vario. Poi andiamo in piscina una volta alla settimana. Un venerdì ogni 2 settimane c'è un'uscita, quindi andremo in montagna, andremo al mare. Scuola Zecchetto, quartiere San Lazzaro, è uno dei 24 siti cittadini dove vengono ospitati i centri ricreativi estivi 2021. L'assessore Cristina Toglio compie un sopralluogo per monitorare le esigenze di tutor e ragazzini. Quest'anno più dei precedenti è particolarmente esuberante la voglia di giocare insieme ancora, come sottolinea il cartellone 2021. Una proposta presente in ogni circoscrizione.
Rispetto agli altri anni si nota di più molto la voglia di stare assieme, comunque spesso cercano il contatto anche se ancora non si può, quindi dobbiamo stare molto attenti. Hanno voglia comunque di tornare a giocare assieme, stare tutti assieme, fare nuove esperienze. Davide, senti Davide, allora mi dicevi, ci sono tuoi amici qui, chi sono? sì, si chiamano Pietro, ce ne sono tanti, però dico alcuni: Pietro, Gioele, Daniel. Stiamo facendo un gioco con tutti i gruppi. Come funziona, se dovessi spiegarlo a qualche tuo amico a casa? In pratica noi facciamo delle varie domande e i piccoli fanno unisci i puntini, mentre i medi cerca la differenza. Questo è troppo difficile. È troppo difficile. Sì, non vediamo i puntini. Ma ti stai divertendo? Sì. Quest'anno abbiamo un boom di iscrizioni, ancora più dell'anno scorso, e questo la dice lunga sulla necessità che hanno sia le famiglie sia i bambini di uscire di casa, di vivere assieme e di tornare alla normalità. Questa è una scuola che ha sempre ospitato tantissimo i centri estivi, che ci ha creduto sempre e continua la tradizione. Questo era l'ultimo servizio del nostro Focus TG. Ringraziamo Fabio Verin per la regia, vi ringraziamo per essere stati con noi. Vi diamo appuntamento a questa sera ai nostri telegiornali TG Bassano, TG Vicenza per tutti gli approfondimenti di quello che abbiamo visto oggi e le notizie poi della giornata, e domani alle 12:30 torna la conferenza stampa di Luca Zaia con notizie importanti sull'emergenza coronavirus. State con noi, buon pomeriggio.